Accadde in un bel dì di luna piena che il sole cadeva d'ampie falde e la neve coi suoi raggi cocenti scaldava la campagna. Davanti a una casa senza tetto e senza muri stava una vecchia di 20 anni seduta su un sasso di legno che leggeva un libro senza pagine alla luce di una candela spenta. Andavano in vacanza nelle Hawaii e di lavoro ai giovani non ne mancava mai. Le tasse le pagavano tutti i contribuenti e scuole ed ospedali come erano efficienti. Ragazze sole andavano sicure nella notte, la moglie era ubriaca e piena era la botte. La casa ce l'avevano davvero tutti quanti e i preti confortavano gli ardori degli amanti. Le volte non c'era serratura perché le case erano aperte e nessuno aveva paura. Ed in periferia la sola polverina usata in abbondanza era l'idrolitina. E i bimbi si chiamavano Gianni, Ugo, Lucia e non Pamela, Rich, JR e compagnia. E i loro amici neri, rossi, verdi e gialli non stavano ai semafori a fare i cristalli. Soldati semplici tornavano dai fronti e in prima linea andavano ministri e presidenti. Chi lavorava in fabbrica ci stava poche ore e c'era chi viveva senza televisore. E notte dopo notte come un'emorragia i clandestini svizzeri fuggivano in Albania e il cielo era pulito, il mare era blu, ma se non ci credi hai ragione tu. Camminavo immobile quando da vicino in lontananza vidi il cadavere vivente di un uomo senza testa che indossava un buffo cappello blu. Mi avvicinai fuggendo e lo colpii alle spalle, piantandogli nel petto fino al manico il mio coltello senza lama e poi, continuando a dormire, mi svegliai.